il protagonista della nostra serata. Arriva! A dopo! Fanno 20. 3, 2, 5. E in più, a partire dal giorno 24, un clisterino infiltrante, propedeutico ed emolliente per ammorbidire, rinfrescare ed umettare le viscere dello Signore. Mettete una tale fretta alla gente che ho dato una testata contro lo spigolo della porta! Perfida! Di queste cose io non mi impiccio! È il dottor Olezzanti che ci deve mettere il naso, visto che ne ricava dei quattrini! Ma stai un po' zitta, che cosa ne capisci tu di medicine? Ecco, vostra figlia sta arrivando, ha indovinato il vostro pensiero! Ecco, venite, cara figliola, devo dirti una... il bastone! Andate, signore, presto! Il dottor Olezzanti guardatemi bene! Ecco, vi guardo! Antonietta! Sì, Antonietta, e allora? Non indovinate di cosa vi voglio parlare? Non ci vuole molto! Del nostro giovane spasimante! Da 6 giorni i nostri discorsi vanno a finire lì. E se non ne parlate subito state male. Dalla vecchiaia. Respira. Lo so, la schiena. Su. Siete davvero malato voi? Moglie, non so quante volte vi ha detto che la dovete mandare via. No, ma non c'è persona di servizio che non abbia i suoi difetti. Talvolta si è costretti a sopportare le cattive qualità in grazia delle buone. Questa è buona, è affidabile, è brava, ma soprattutto è fidata. Amore mio. Sì. Qual è? Sì. La verità. Sì. Moglie, non so quante volte vi ha detto che la dovete mandare via. No, ma non c'è persona di servizio che non abbia i suoi difetti. Talvolta si è costretti a sopportare le cattive qualità in grazia delle buone. Questa è buona, è affidabile, è brava, ma soprattutto è fidata. Non vi so dire l'aspetto che avete!
Mettetevi la berretta sotto le orecchie così. Non c'è come prendere aria sulle orecchie per buscarsi un raffreddore. Allora, questo cuscino lo mettiamo per appoggiarsi. Poi questo qua di lato. Questo dall'altro lato. Sono venuta con lui. Prego, notaio, eccolo qua. Venite avanti, prego. La signora mi ha riferito delle vostre intenzioni, signore, e del progetto che avete in mente per lei. No, non bisogna rivolgersi agli avvocati, che sono in generale molto severi in materia e si mettono in mente che disporre in contrasto con la legge sia un delitto. È gente che si crea 1000 difficoltà e che ignora le scappatoie della coscienza. Ma, Dio mio, ma non tormentatevi. Se per avere tutto questo devo perdere voi, amico mio, che voglia volete che mi rimane di rimanere al mondo? Moglie cara! Se mi toccasse la sventura di perdervi! Amore mio! La vita non avrebbe più senso per me! Io vi seguirò! Perché sappiate l'affetto che ho per voi! Ma vi prego, non tormentatevi! Cercate di mirare! No, non voglio sentire parlare di testamento! Come sei cara? Devo fare testamento nel modo che mi dice il notaio, ma per precauzione. Voglio consegnarti 20.000 franchi in oro che conservo nel rivestimento dell'alcova e 2 biglietti pagabili al portatore. Accompagnavi, capi, sulla te, acinami, e che porto per quartier, ad assare duzzo ma sapere tutto ries, e sarà e capisci come me la città è volere. Che cosa desiderate, signore? Che cosa desidero? Ah, siete voi, che bella sorpresa! Che cosa siete venuto a fare? Sono venuto a conoscere la mia sorte, a parlare con l'adorabile Angelica, a conoscere i suoi sentimenti, a chiederle che decisione ha preso in merito all'implacabile matrimonio di cui ha avuto sentore. Sì. Signore, sono desolato. Mi manda il maestro di canto della signorina vostra figlia. È stato costretto ad andare in campagna, dove rimarrà qualche giorno. Ed essendo io suo intimo amico, vengo per continuare le lezioni, nel timore che Ho interrompendole... sognato che mi trovavo in possa una dimenticare situazione quello che molto sa. penosa e che un signore che assomigliava in tutto e per tutto a questa persona qui era intervenuta per togliermi dai guai. Entrando qui ho avuto con immenso piacere di vedere nella realtà tutto ciò che avevo nel pensiero tutta la notte. Benvenuti! Voi sapete che il mio medico mi impedisce di stare a capo scoperto anche quando ricevo delle visite, ma voi siete del mestiere, sapete come va. Teresa? Can't hear you. My
baciare potrò? No, of course. Lasciatemi, lasciatemi. Ma no, Adorabili occhi! Ogni ora si volgerà. Sofferite dunque, signorina, che io appenda inoggi all'altare delle vostre venusta l'offerta di questo cuore. Infine, circa un requisito richiesto per il matrimonio e la propagazione, posso garantire che secondo le regole dettate dai nostri luminari, egli è quanto di meglio si possa desiderare. Possiede in lodevole grado la facoltà prolifica e ha il temperamento necessario per procreare e generare figli di sana costituzione. Ma non avrete per caso intenzione di mandarlo a corte a Versailles e sollecitare per lui una carica di medico? Attendevo i vostri da ordini, cui... signore. E mi è venuto in mente, per far divertire i convenuti, la scena di un'operina composta da poco, da far cantare la signorina. Forza, mettiamo la vostra parte. Io dovrei... Non tergiversate, vi prego. Ora vi spiegherò che parte dobbiamo cantare, ma io non ho una bella voce, basterà che i convenuti mi sentano e mi scuseranno perché capiscono che lo faccio solo per dar modo a voi di cantare. Musica, maestro! Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo. E accendo il ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. E te ne frega, sarà perché ti amo. Ora si sa, Sempre pilato si va. ora con me. Il mondo è nato perché Amore non c'è, e sta una sola canzone che fa confusione pure dentro di te. ora si sa, Sempre pilato si va. ora con me. Il mondo è nato perché. Eccola! La mia figliola cadetta! Bella Luigina! Quanto sei cara! Senti, Luigina, ti ho mandato a chiamare perché ti volevo interrogare sulla tua sorella Angelica. Mi prendo una medicina. Allora, fratello, come va? Ah, caro fratello, malissimo. Come malissimo? Ho addosso una debolezza da non credere. Come al solito. Oh, che sei caldo. Non ho nemmeno la forza di parlare. La medicina è una delle più grandi follie di questo secolo. Non me lo... Ne ho sentito delle belle giù alla porta. Qui ci si prende gioco delle mie prescrizioni, in uno stato di totale incurabilità.
un altro medico? E questo chi è? Proprio così, che cosa sentite? A volte ho un po' di mal di testa. I polmoni! E a volte accuso una certa stanchezza in tutte le membra. I polmoni! E a volte ho come un velo davanti agli occhi. I polmoni! I polmoni. I polmoni. E a volte ho come delle colichette dopo cena. I polmoni! Mangiate con appetito? Sì, signore. Proprio così, i polmoni. Vi piace bere un po' di vino? Sì, signore. I polmoni. Vi prende un certo torpore dopo il pasto e vi piace schiacciare un sonnellino? I polmoni. Sì, signore. Che dieta vi ha prescritto il vostro medico? Beh, una dieta a base di minestre, Che ignorante! di carne di vitello, Che ignorante! e di manzo, Che ignorante! e di brodi ristretti, Che ignorante! e alla sera delle prugnette per la digestione, Che ignorante! e soprattutto di bere il vino sempre molto annacquato. Ignorantus! Ignorantus! Mostrarsi Ignorantus! tutta stante quanto la signora ami il signore. La signora sta per tornare. Stendetevi sulla poltrona e fingete d'essere morto. Vedremo quanta disperazione quando sentirà la notizia. Voi nascondetevi laggiù. La signora sta per tornare. Va bene, allora io muoro. Vostro marito è morto! Come morto? Sì, mi sono trovata qui sola, non c'era nessuno ed è morto fra le mie braccia e lì steso sulla poltrona. Ma no, davvero? No, davvero? Oh, finalmente mi sono liberata di un peso. Con questo modo che mi volete bene? Il povero di figlio è morto! No, non sono morto e ho ascoltato il bel panegirico che hai fatto su di me, ma è una cosa che mi ha reso molto avveduto e che mi farà cambiare idea su molti documenti che dovevo scrivere per te dell'avvenire. Vai via, puzzona! Ma sentiamo vostra figlia. Anche questa esperienza non farà male e visto che avete incominciato conoscerete i sentimenti che i vostri cari hanno per voi. Stendetevi nella stessa posizione e fingete di nuovo d'essere morto. Va bene, allora io di nuovo muoio. Mi nascondo. Santissimo Iddio! C'è Antonietta! Che triste notizia vi devo dare! Che piangi? Che cosa tremenda! Che c'è? Vostro padre è morto. Che c'è dell'Angelica? Per quale tragedia piangete? Piango la cosa più cara e più preziosa al mondo. Piango la morte di mio padre. Oh cielo! Oh che disgrazia! Che tragedia immane, ahimè! Avevo pregato vostro zio di venire e porgere la domanda di matrimonio per me e speravo che coi miei giuramenti e le mie suppliche mi avrebbe concesso la vostra mano. Sì, padre mio, se prima ho resistito alle vostre volontà, ora lasciate che vi abbracci.
per dimostrarvi tutto il mio affetto. No, non avere paura, cara figlia. Non sono morto. Sei morta? Ma ho ascoltato le tue parole, cara. Madre. E mi fa piacere di aver visto quanto siete buona. Sì. È davvero il sangue del mio sangue. E sono felice di averti come figlia. Cara. Consento al matrimonio. Sì, diventate medico e vi do mia figlia. Signore, se basta solo questo, diventerò medico, anche farmacista. Farei qualsiasi cosa per ottenere una bella angelica.